Ben arribauso in questa puntata prima di una serie di 4 puntate speciali che feuso in noi sul studio de Radio Televisione Sarda e EIA TV Paris con Ottavio Nieto. Ben agattato Ottavio. Grazie a tu Ittore per questo convito e a me fa piacere poi a essere tornato a questione di questa bella vesta che ho fatto con Canno Curvo Sant'Effi. No, poi essendo che un anno non ho fatta, poi è capitato in questo anno a te la porta spuro del bie dessa parza bodi invece se a tornare via di questa bella festa di popolo è un spanto umano e tu hai una cosa giusta e bella, una festa di popolo che Taddeo de uno scanto de Gianno Saoi ha potuto proprio fare questa festa di popolo e non pruso questo spettacolo dei ballo che è una cosa che a me non mi piace proprio a poni scadira sa gente che deve castigare sa gente sa festa da depi bifi deve ballare in pranzo Deo sempre ballavo come a Palazzo dei Scarida però e mondo no bello che poi quando intende sosonette di muove sa scamba Feusa di Asi, sicuramente che si spettacolo è stato un spettacolo manno, deso dividito in 4 parti e ho incominciato su questa prima parte. Questa prima parte di questo spettacolo si sta aperta intanto con Luigi Lai, su Maestro Mannu, chi pare con Gavino Murgia e Marcello Floris a sa chitarra, hanno fatto una cosa che esteticamente sai, bella, poi sono spassato adesso soundcheck direttamente a Sintrada. Su maestra sta ici e fendi su soundcheck ma cominciava a suonare e non si è firmato un'udda e ha fatto 3 cose belle, anzi 4 ha messo a veritari e compositura che ha fatto il 78 una cosa un vago di ispirazione napoletana, un'altra ha fatto una rielaborazione di Adiosa non potrò riposare, poi un'altra cosa sarda e poi e dopo domandavo Deo e Totto si mi fa dire ad un requiem ha composto un requiem bello di Aderuso e sicuramente famo un disi del lutto mano del dolo umano posso e dunque poi non fadevo una cosa visto che c'è questo momento del dolo umano a dedicare a suo Papa Francesco e andava bene certo con Gavino Murgia per immaginare questa cosa bella e con Marcello hanno fatto pure questa cosa poi in questa prima parte esabia dessa premiazione del Toson d'Oro a suo professor Marco Luzzu che insomma è tuo amico tu salutauso insomma è anno su che triballao sparisi è sto braghere è proprio un premio meritato posso dire ballo per spantoso che ha fatto in questo anno devo tornare grazie a me a Marco Luzzu poi Taisu si sta accostato a questa festa di Sant'Effi si dona da un aggiunto umano poi fadevo una lezione proprio di universitario aperta a sa gente in Castello e isso mi presenta da Eusabiri e Isabiri poi il puntata che ho organizzato dei scanto su dessa tradizioni dessa ricchezza nostra su canto a 4 e su canto a chitarra e tutto canto e dunque ho canno da proprio Fiudonai devo Fiudonai come amministrazioni questo riconoscimento con sa targa adesso da Sondoro e mi ha fatto un pregio umano ma è solo vi ha preso da fatto creo sì da pubblica sul suo palco e fu contento meda e sa commente tradizione aperenti so ballo so scasteddaio e poi narauso sa scapitale sarda sono importante se quindi poi magari tu insegnare so calicchi cosa di Bruso però su che io so è come intanto su Sassozio Villanova che è Sassozio Naroso Casteddaio cosa importante su gruppo Volk San Nicola che è sul gruppo Volk de Sassari gli amici del folklore che è una delle formazioni antica sa di Nuoro che è stato occanno accompagnato dal suo tenore cosa bella a me una cosa bella che hanno fatto questo Sassozio dei Amigos del folklore tenenti a intro sul gruppo folclorico de ballo ma tenenti pure su canto a tenore e tenenti su coro polifonico a 4 voci a 4 battesi dunque è un assozio di importo mannumeta ed mi ha fatto mera piacere che potevi venire su Canno e dunque tenevo con Iso poi tenevo Aristanisi che ha fatto su Vallo Campitanesu bene Zonau poi ci via Vannissanna con mi pare con Andrea Pisu sì. E dunque tanti fatto una Fantafolk sul gruppo però Fantafolk in maniera più tradizionale certo no fai in un ballo campitaneso come si fa in Aristanisi in un ballo campitaneso all'Irgumera vibranti Andrea Pisu dopo visto Deo
da porta sa possa Sartiglia, io sono andato su Gremio di Santo Zuanne e sono lì ad accompagnare a missa a sassese e mezzo sette manzana, possa candelora, quindi nella sua è tenuto gusto su musicista sardo, su di schippi buono e pari, si va con innovazione, si sperimentazione con questa Io tradizione. conosco in tutte e due queste cose, infatti punti ospiti de nosso, di questa festa, ma Finza sa parte finale. a parte su- finale, in due maniere, si mandeusa questionare. E poi a Serra da questa prima puntata su gruppo folk Bella Mia de Busacchi, che io stento Vinza su ospiti Giuseppe Mereo su Manzao sa e delle cronache. bene Vinza a si contare con Vinza esperienza sua. Beh, Usacche è una idda di importo ma non era questo folklore, questa tradizione, teniti un canto a concordo, teniti un coro polifonico, questo gruppo del ballo, un museo dedicato a questo traballo del Sulino e tutto canto, dunque bella cosa sapere dunque mi ha fatto piacere di mano che appunto bene so canto pure, non mancanta mai a me sapere dare, perché vestimenta Usacchesa, appunto uno spanno, Sono meda bella. e il ballo sa cittotto, Sì. E quindi sarà su questa prima parte nostra lasciando a queste immagini di questa festa in parza del suo grammo del suo primo de maio un so e si ballo, salutava so- dopo, no? si sarà a salutare e poi sarà questa prima puntata. Grande Casino.
Grazie. Il maestro Luigi Lai, Marcello Floris e Gavino Murgia. Che bello che il maestro quest'anno non solo ci ha portato in il suo omaggio della sua presenza, ma in dote stasera anche due straordinari musicisti. E questo è sempre un po' la preserata. Noi abbiamo ormai una abitudine piacevole, perché il maestro, finché ne avrà voglia, avrà questo palcoscenico tutto suo per iniziare la festa di Sant'Efisio. E allora ti abbiamo chiesto di suonarci alcune sue composizioni, come avete ascoltato, ma io vorrei chiedere una cosa al maestro, se tu me lo consenti. Siccome fra le
tante composizioni, oltre ad essere, come dire, presente in tutto il patrimonio tradizionale. Il maestro Luigi Lai ha composto un'infinità di musiche per l'Auneddas e per altri strumenti che gravitano intorno al suo strumento. Fra queste cose meravigliose che ha composto ce n'è una che stasera, prima ancora dei balli, mi sembra bello chiederti, se ne hai voglia, siccome lui ha scritto un requiem meraviglioso, io insieme a voi lo vorrei chiedere al maestro e ai due musicisti per dedicarlo a Papa Francesco. Grazie, grazie, volentieri. In questo requiem c'è anche la parte Marcello, ha fatto anche il suo lavoro, ma non lo solo lui. Marcello Floris, chitarra, il maestro Gavino Murgia, sax. Non hai portato l'Auneddas su Rittus, no? Luigi Lai, il maestro, grazie. Aiutatemi a sistemare il palco. Eccoci qua, grazie. Che bellezza sapere di poter contare ogni anno sul maestro Luigi Lai, ma da qualche tempo anche con Marcello Floris, e quest'anno questo bello omaggio con la presenza di Gavino Murgia. E
adesso noi prepariamo il tutto perché ci stiamo avvicinando piano piano alla festa popolare, alla festa del ballo, delle nostre tradizioni di tutto il territorio regionale, che faremo fra qualche istante, perché prima ancora, come vuole un po' la nostra tradizione, abbiamo istituito da qualche tempo un riconoscimento importante a personalità, istituzioni che nel corso del tempo hanno dato un contributo importante alla festa di Sant'Efisio. Quindi in questi anni abbiamo dato il premio Tosondoro al maestro Luigi Lai, ai Tenores di Bitti, all'Arciconfraternita di Sant'Efisio, al gruppo Villanova di Cagliari, alla memoria di Mimia Sanna. Tanti personaggi sono stati premiati con il premio Tosondoro e stasera conoscerete il premio Tosondoro della 369esima edizione, un personaggio molto vicino e molto importante per tutti noi dell'organizzazione della festa, per cui io vorrei chiamare intanto subito l'assessora alla cultura del Comune di Cagliari, Maria Francesca Chiappe. Grazie, così possiamo applaudire tutta l'amministrazione con lei per questo sforzo immane che fa con tutti gli uffici dell'assessorato per restituire alla città e all'isola intera e al mondo, direi, perché quelli che si collegano, la grande festa di Sant'Efisio. Buonasera, io però estendo i ringraziamenti a Ottavio Niedu, senza il quale Sant'Efisio non sarebbe stato possibile. È stata un'organizzazione impeccabile, è filato tutto liscio. Grazie di cuore, mi fa piacere essere qui in questa piazza particolarmente in questa piazza gremita di gente per un premio così importante, istituito dall'amministrazione comunale qualche anno fa. Il primo mi sembra che fosse stato proprio Luigi Lai a ricevere il premio, esatto. Quindi stasera il nostro premiato è un altro importante. Un importantissimo. Allora io vorrei con te chiamare intanto una delle nostre amiche del gruppo Città di Cagliari, Villanova, con il premio, la targa Tosondoro. È colui che la riceverà, al quale va tutta la nostra gratitudine, che è un etnomusicologo ed è il professor Marco Luzzu, e al quale io vorrei dare il benvenuto insieme a tutti voi e dire ancora grazie di tutto, professore, grazie davvero. Vieni. Allora, anzi, l'assessora da questa parte e Marco qui, vieni. Eccoci qua. Allora, l'ufficialità vuole che intanto, prima di far parlare il professor Luzzu, sentire perché l'amministrazione comunale ha scelto di consegnare il premio al professor Marco Luzzu. L'amministrazione comunale della città metropolitana di Cagliari, nel conferire al professor Marco Luzzu il premio Tosondoro di Sant'Efisio, esprime il proprio apprezzamento e si unisce al sentimento collettivo di gratitudine degli appassionati del patrimonio musicale della Sardegna. Etnomusicologo di grande sensibilità e passione, Marco Luzzu ha contribuito con generosità alla divulgazione degli aspetti musicali legati alla celebrazione di Sant'Efisio. Il suo prezioso e autorevole impegno ha favorito la sensibilizzazione delle associazioni folcloriche nel recupero della pratica del canto dei rosari durante la processione. Inoltre, nell'ambito delle attività musicali ha condiviso conoscenze fondamentali per approfondire la comprensione, la consapevolezza e la fruizione del ricco patrimonio sonoro della nostra regione. Grazie professore. Grazie professor Marco Luzzu. Intanto consegniamo la targa. Eccoci qua, con tutto il vostro applauso vorrei veramente un abbraccio molto affettuoso per il professore e sentire naturalmente, insomma, un po' la tua impressione. Molto brevemente, io ringrazio tantissimo l'amministrazione comunale, l'assessore Ottavio Nieddu. Io in realtà ho sempre seguito Sant'Efisio per passione personale e poi ho iniziato a farlo per interesse professionale, perché per chi si occupa di etnomusicologia, Sant'Efisio, gli eventi connessi ai momenti devozionali, al pellegrinaggio, ma anche tutti gli eventi collaterali, a partire da questa bellissima serata del 1° maggio qui in Piazza del Carmine, sono di fondamentale interesse, cioè è un'occasione unica per apprezzare a Cagliari le più importanti espressioni della musica sarda di tradizione orale, per cui lo seguiamo per passione e per lavoro. Siamo molto contenti che questo possa essere negli anni anche stato utile, insomma, e contribuito al miglioramento della festa, ecco, quindi grazie, sono veramente grazie onorato, a te. grazie. Nella motivazione c'era anche la generosità del professore. Grazie ancora professore, ancora a tutti, grazie assessora, grazie infinite, grazie mille.
Allora, tu rimani qui con me perché adesso chiamiamo il gruppo di Cagliari, ma io vorrei chiamare colei con la quale io, come dire, spesso condivido un appuntamento molto importante del mondo del folklore da molti anni. Ed è la presentatrice, insomma, con la quale insomma, ci incontriamo soprattutto all'Itiri Folk Festa, ma anche in altre circostanze. L'anno scorso gli abbiamo affidato anche tutto il racconto e la narrazione dei balli del Redentore di Nuoro. Insomma, è sempre molto presente in queste feste popolari. Maria Caterina Manca, grazie di aver accettato. Vieni, vai che risali col gruppo tu. Maria Caterina, Buonasera, grazie di aver accettato questo invito. Grazie a te perché è davvero un regalo poter essere qui in questa piazza dopo aver partecipato a Sant'Efisio per 25 anni come figurante, e quindi è proprio bello essere qua. Bene, allora Maria Caterina, a te insomma io lascerò come dire, questo palcoscenico e il compito anche di introdurre i nostri ospiti. Cominciamo con la nostra città, come vuole un po' la tradizione, il gruppo Cagliari Villanova. Io te lo chiamo e tu ce lo puoi anche raccontare. Prego. Non potevamo non iniziare con i padroni di casa, naturalmente, con il gruppo appunto Quartiere Villanova. Già il nome esprime la storia importante di questo gruppo, che ha scelto appunto come nome del gruppo il nome del quartiere più antico e più caratteristico di Cagliari, e così la storia di questo gruppo ha visto protagonista un'analisi approfondita delle tradizioni, dei balli, delle musiche, degli abiti che vediamo qua nel loro splendore stasera, gli abiti più ricchi e utilizzati per il ballo, che invece ha un repertorio rigorosamente tradizionale, quello delle antiche danze dell'isola. E per aprire questa serata non poteva non essere il ballo solenne su ballo e missa, o il cosiddetto su ballo e sagrugi, caratterizzato appunto da questa coreografia a forma di croce, il ballo solenne che si cantava all'uscita della messa e che apre questa festa in piazza in occasione di Sant'Efisio. Quartiere Villanova, Cagliari.
ancora, li salutiamo con un accenno di musica, grazie a Matteo Muscas con le sue launeddas, a Samuele Meloni con l'organetto, quartiere Villanova, Cagliari. Grazie ancora. Bene, allora stasera sarà davvero una grande festa di piazza e un bel viaggio attraverso la nostra Sardegna. Dopo aver potuto apprezzare i colori degli abiti tradizionali durante la processione di Sant'Efisio stasera, ora invece è il momento della festa, è il momento del ballo. Ci sarà quindi un'alternanza fra i 4 principali capoluoghi di provincia e poi faremo davvero una bella traversata attraverso i diversi centri della nostra isola e le diverse danze. La piazza è stata pensata senza le sedie proprio perché tutti noi possiamo partecipare alla festa e al ballo, quindi davvero non abbiamo timore di farlo e di partecipare così attivamente a questo spettacolo. Dopo Cagliari andiamo nel nord Sardegna con l'altro capoluogo di provincia, andiamo a Sassari con il gruppo folk San Nicola. Sassari come città, a dispetto agli altri centri limitrofi, aveva perso l'uso dell'abbigliamento tradizionale già dai primi del Novecento. Il gruppo folk San Nicola è nato proprio con la volontà di recuperare questo patrimonio vestimentario, quindi attraverso studi e ricerche ha ricostruito l'abito tradizionale e soprattutto poi ha voluto imparare, riappropriarsi di quelli che sono i balli della tradizione della Sardegna e soprattutto della zona a cui Sassari appartiene. E stasera infatti si esibiranno con un ballo a passo, quello che poi è il nostro ballo nazionale da una parte, che poi viene eseguito con tante diverse sfumature in tanti centri. L'organetto di Giuseppe Cubeddu è già pronto. Sassari, gruppo folk San Nicola.
Sassari San Nicola, grazie Giuseppe Cubeddu. Accompagniamo l'uscita del gruppo ancora con una nota di organetto. Grazie ancora Giuseppe Cubeddu, e abbiamo già qua i colori di
Oristano, il gruppo folk Città di Oristano. Ci spostiamo quindi nella costa occidentale della nostra Sardegna con un altro gruppo storico. Era il 1961 quando Enrico Fiori diede vita a questo gruppo, radunando poi tanti giovani del paese, ma ancora tanti dei membri originari ne fanno parte e hanno coltivato poi le nuove generazioni per proseguire la storia delle tradizioni di Oristano, e ancora lo fanno in maniera molto attiva con il gruppo dei bambini che si chiama Iscurrulleris de Subrugu, che manterrà ancora in vita appunto il gruppo folk per tanti e tanti anni. Si esibiranno stasera con Su Ballu Campidanesu, questo ballo che appartiene a un'area vasta della nostra isola, legata proprio alla presenza delle launeddas che tanto stamattina hanno accompagnato in processione e che già sentiamo suonare alle mie spalle, launeddas spesso accompagnate nell'esecuzione di questo ballo anche dall'organetto, e lo sentiremo eseguito dall'organetto di Vanni Masala, figlio di una generazione di organettisti, e di Andrea Pisu alle launeddas, che insieme ritroveremo poi in formazione singola nel corso della serata. Gruppo folk Città di Oristano, Ballu Campidanesu.
E grazie ad Oristano, Vanni Masala, Andrea Pisu. Grazie ancora. Procediamo. Grazie ancora a Vanni Masala e Andrea Pisu, li ritroveremo ancora nel corso della serata e andiamo al quarto capoluogo di provincia, ci spostiamo quindi nel centro della nostra Sardegna con Nuoro, con il gruppo Amici del Folklore, una formazione storica che fin dalle sue origini ha voluto lavorare per racchiudere al suo interno tutte le espressioni della cultura tradizionale, musicale, di ballo nuorese, infatti al suo interno, dal gruppo di ballo al coro, al canto a tenore. E proprio il canto a tenore accompagnerà il ballo questa sera, un passo torrau accompagnato dal canto a tenore appunto, che sarà naturalmente preceduto da un'isterrida, sarà un'isterrida de saludu proprio per Sant'Efisio. Alla voce Pepine Dupiras, Mesaoghe Antonio Testoni, contra Alessio Ventura, bassu Pietro Lai, Nuoro, Amici del Folklore. Castello saludo, facco a te, danne a sa serata, sorvalore. In prima partirendo sos onores a Sant'Efisio in so olenne die. Sabes taquio e va que ne a tie dignidade sos colaboradores. Dignidade sos colaboradores. E tu es en tu cas tanta virtude, te prego de dare a todos sa salute, ti prego de dare a todos sa salute. Lugoro mamma cara degna tanto, Pisa desorto bene a menu monte, de te servizio mise, t'orgoglioso. Ehi, nugoro mamma cara, nugoro mamma cara, nugoro mamma cara, nugoro mamma cara, digna tanto, visa desorto bene a me, monte, visa desorto bene a me, monte, visa desorto bene a me, monte, del te servizio mi detto orgoglioso, nugoro mamma cara, nugoro mamma cara, Giovanna bene vatta, Giovanna bene vatta, Giovanna bene vatta, graziosa, desene lupiena, desene simpatia, tu e non tene,
e non te ne sa bellezza e via, case perfezionate, ogni cosa pare una stella luminosa donata da Dio, Maria donata da Dio. Maria, sallo de schitti rotti la merita, belle invidia, belle invidia di non abitar, belle invidia, vita una prosa, belle invidia, Tiresi Marina, Tiresi Marina. Marina, Sirese Marina in montagna, Sirese Marina, montagna tutto risola, sarà po' girato e non bindate se una compagna che tu sole immagini, verrà che tu sole immagini, verrà che tu sole immagini, vera, simpatizzante bella. Simpatizzante bellezza sincera, simpatizzante bellezza, tu eres sole esa terra verità, tu eres abisudes, tu nara de mi stimare timas e non nara, che seas adorado, que seas adorado. Rita, se rosa, se viola, Margherita, se rosa, se viola, Grita de su giardino, es pastera rara, bianco rubio, lupi su esa cara, parerda erosan, santos parerda erosan, turbe, quita parerda erosan, turbe, quita se rosa, se viola, se rosa, se viola, Grita, se rosa, se viola. Viola, adoro l'anna, adoro bambù, adoro l'anna, bambù, chi lo piccava da save staccando, e le pone a tona rosa, se sta por lo piccare a cavara, a vesta, adoro nea, adoro l'anna, adoro bambù, adoro l'anna, adoro bambù, che lo piccava da save, Cado che lo piccava da save staccare. Grazie davvero gli amici del folklore, il gruppo di ballo, i tenore, Pepine Dupiras, Antonio Testoni, Alessio Ventura, Pietro Lai. Grazie. Grazie ancora. Bene, il nostro viaggio prosegue nelle danze, nei ritmi della nostra isola, quindi dopo la logudoresa passeremo invece, andiamo a Busachi con il gruppo folk Busachi Bella Mia. Ecco, diamo un attimo di tempo ai nostri tecnici che anzi ringraziamo per l'allestimento veloce del palco. Naturalmente c'è bisogno di un attimo giusto per cambiare i musicisti, ma intanto ammiriamo l'abito di Busachi, il gruppo folk Busachi Bella Mia. Busachi è un centro che davvero ha una ricchezza inestimabile per quanto riguarda il patrimonio vestimentario, anche perché ancora oggi è in uso anche nella quotidianità questo abito nelle sue diverse varianti, pertanto non sono solo presenti i pezzi antichi, ma appunto vengono anche continuamente riprodotti per consentirne l'uso nella quotidianità. Il gruppo folk Busachi Bella Mia lo rappresenta sicuramente al meglio. Una associazione ormai storica che si è caratterizzata veramente per una ricerca continua nell'abbigliamento, nelle danze e anche, se vogliamo, nel dedicare il proprio nome alla poesia. Busachi Bella Mia, ispirato ai primi versi di una canzone appunto che era intitolata così, a Samoda de Busachi Bella Mia. E stasera balleremo con loro su Balle Usache, un ballo e mesania, il ballo di piazza, appunto veloce, ritmato, spontaneo, accompagnato dall'organetto di Roberto Fadda, il gruppo folk Busachi Bella Mia su Balle Usache.
Ma grazie, è veramente bellissimo il calore di questa piazza. Prendetevi tutto l'applauso. Gruppo folk Busacchi, Bella Mia, Roberto Fadda all'organetto, grazie. E Sara, se con questo bello ballo busaccheso serrà su questa prima puntata. Su prima Tovio, prima Tovio de battere che Santa Zoaio paga, come può raccontare, pago i sussidi, in parte su grammo, su primo de maio. Ottavio, in sta seconda parte, sapete, altre formazioni importanti, ste pidde importanti. Vedo sa Sardegna, questa festa manna è sa festa dei sardos, e dunque sa noi convidare un castello, un prazzo su grammo, poi un merì, prazzo su grammo diventerà sa terra sarda dei ballus e dei scantos. E Sara, con questo si saluta e si vede alla prossima puntata.